A tutti, buonasera. Ippodromo del Savio di Cesena, convegno di sabato 9 agosto, prima corsa riservata ai gentleman, una categoria F sul miglio. Ritirato Danilo G, sono in 8, 1 King of Terrier, 2 Esplosive La Torre, 3 Elios Chuck SM, 4, 5 Amore Stecca, 6 Emily SSG, seconda linea 7 Dinamico Surf, 8 Delizia di Casei, 9 Brunilde. Favori netti per King of Terrail, numero 1 Massimiliano Michelotto in sediolo, macchina che accelera. Partiti con l'errore di Amore Stecca, mentre si avvantaggiano, sbaglia anche Esplosive La Torre che aveva fatto partenza, numero 6 Emily Elios Chuck SSG SM che si porta squalificato, subito su numero King 3 of Terrail, che Explosive però La Torre mantiene il squalificato. vantaggio della corda e così in seconda posizione cerca di rimanere Dinamico Surf direttamente in scia a King of Terrail, riesce così a tagliare fuori Elios Chuck SM che è costretto all'esterno. 400 iniziali intanto in 29,3. Percorsi esterne c'è anche Amore Stecca, mentre è out Emily SSG, poi Delizia di Casei e Brunilde, se ne vanno i primi 600 con situazione tattica invariata. Al comando il favorito King of Terrail, in seconda posizione rimane Dinamico Surf. Percorsie esterne fin dalle prime battute sono Elios Chuck SM, Amore Stecca e quindi Brunilde. Delizia di Casei invece va per varchi interni. Si completa un chilometro nell'ordine del 1:16,4. C'è ora la mossa di Amore Stecca che sopravanza Elios Chuck SM, ma a questo punto allunga King of Terrail. Dinamico Surf cerca di non perderne la schiena. In terza posizione Delizia di Casei, si mantiene in vantaggio King of Terrail al completamento della piegata, quando prova a progredire anche Brunilde. Retta d'arrivo con King of Terrail che può andarsene in completo agio per vincere nettamente. Il secondo posto è per Dinamico Surf che controlla tutti i tentativi di Delizia di Casei all'interno. 1:14,8 il ragguaglio conclusivo, 29,4 a chiudere. Una passeggiata di salute per King of Terrail che Massimiliano Michelotto porta ad un netto e facile primo piano in percorso di testa. Il training di Sabina Breccia per il conto del signor André Farrugia. Da netto favorito King of Terrail.